Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore Caner per essere presente a questa discussione. Devo invece stigmatizzare l'assenza dell'assessore con la delega al lavoro e l'assenza dell'assessore con la delega alla cultura. Lo dico perché già molto spesso siamo costretti ad affrontare discussioni in Commissione in assenza del riferimento politico. Anche oggi arrivare in aula su un provvedimento di questo genere senza gli assessori competenti è davvero una limitazione molto rilevante della nostra attività. Proverò però a stare nel merito dei contenuti di questo ordinamentale, lo dico soprattutto alla relatrice Scatto, che in realtà ha dei contenuti molto più seri, a mio giudizio anche molto più gravi, di quelli rappresentati nella relazione introduttiva. Ho sempre seguito, Presidente Ciambetti, con una certa attenzione tutti gli ordinamentali che sono arrivati in quest'Aula. Devo dire che un punto così basso come quello raggiunto con questo ordinamentale raramente lo avevo visto. Giustamente la Presidente ci ha spiegato come la natura del provvedimento ordinamentale sia duplice. Da un lato dovrebbe perseguire finalità di semplificazione amministrativa, sia con l'obiettivo di snellire le norme ma anche di chiarire le procedure, dall'altro lato di adeguamento ordinamentale, cioè di sistemazione delle regole regionali tenuto conto di eventuali altre norme regionali sopravvenute o di interventi legislativi nazionali. In particolar modo questa iniziativa dovrebbe in questo ordinamentale riguardare appunto le materie di competenza della sesta commissione, quindi lavoro, cultura, turismo e scuola. Ho fatto e ribadito questa premessa perché vorrei che alla fine di questa discussione voi davvero mi spiegaste, con questa proposta di legge che portate in aula, qual è la semplificazione amministrativa, qual è il chiarimento normativo, qual è l'adeguamento ordinamentale che perseguite. Sarebbe un passaggio importante sulla carta, sarebbe un passaggio che dovrebbe perseguire obiettivi utili, ma c'è anche un margine di discrezionalità politica dentro questo provvedimento che segna, secondo me, un crinale pericoloso nel quale questo Consiglio regionale vuole provare a inserirsi. E lo dico soprattutto ai colleghi che vedono gli ordinamentali passare in Commissione, che votano sì sulla fiducia e non approfittano di questa occasione per approfondire le questioni e per farsi una domanda: se è davvero questo il ruolo che vogliamo esercitare dentro questo Consiglio regionale. Perché l'impressione che ho io, vedendo questo ordinamentale, l'impressione è che più che uno strumento al servizio dei cittadini e delle imprese ai quali dovremmo e vorremmo semplificare la vita, è uno strumento che viene utilizzato male. E per essere, diciamo, buona nella definizione, è quantomeno un'occasione persa. Quindi proverò a dare una lettura complessiva del provvedimento, provando a valutarne l'utilità. Cioè, se noi abbiamo impegnato diverse sedute di sesta commissione, una seduta di prima commissione, una discussione impegnativa per arrivare in aula con questo tipo di provvedimento, partendo dal tema principale che riguarda questo progetto di legge, che è esattamente il lavoro, ed è per questo che mi dispiaccio dell'assenza della neo-assessora al lavoro. Allora, non farò analisi particolari rispetto all'andamento occupazionale, anche se sento numeri e letture parecchio discutibili. Però, se davvero vogliamo fare un provvedimento utile ai cittadini e alle imprese di natura ordinamentale, dovremmo porci il problema di quali strumenti ci dobbiamo dotare a fronte delle nuove criticità che stanno emergendo e a fronte delle eventuali opportunità che si possono disegnare. Mi riferisco per esempio al tema della quantità del lavoro, al tema del livello retributivo, alla grande questione degli squilibri di genere che permangono in questa regione, a tutto il tema dell'inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni, di cui tutti ci riempiamo la bocca, ma nessuno fa niente per risolvere queste questioni. E allora mi sarei aspettata, dentro un ordinamentale che si occupa di questi temi, posso? Grazie.
un rafforzamento della programmazione dell'azione pubblica in termini di politiche del lavoro. Mi sarei aspettato una maggiore integrazione dei livelli istituzionali per costruire un sistema integrato di politiche pubbliche per il lavoro. Mi sarei aspettato un tentativo di rendere più efficienti gli strumenti di cui ci siamo dotati. Invece le tre cose di cui parlerò vanno nella direzione esattamente opposta. E lo dico anche perché forse se ogni tanto, anziché fermarci ai titoli, tutti i consiglieri, si approfondisse un minimo il contenuto di ciò che dentro quelle parole c'è scritto, due domande almeno ce le dovremmo porre. Prima questione, Presidente Scatto, l'eliminazione del parere del Comitato di Coordinamento Istituzionale rispetto al piano strategico della Regione del Veneto in ambito lavorativo, di istruzione e di orientamento al lavoro. Punto primo, perché le bugie in quest'Aula non si dovrebbero dire. Non è un intervento che noi facciamo per correggere un refuso, non c'è nessun refuso, lo dico anche per chi scrive le schede SIN. Non c'è nessun refuso, è una volontà politica di questa Regione di eliminare il parere di questo comitato, che è vero che ha in sé, tra sé anche i membri delle province che non hanno più le deleghe al lavoro, ma in sé ha anche esponenti degli ANCI, quindi degli enti locali, delle comunità montane, delle città metropolitane. Allora voi dite che non vi interessa l'opinione degli enti locali nella gestione del piano regionale integrato per i servizi, per il lavoro, per l'istruzione e per l'orientamento. E io credo sia un atteggiamento sbagliato, perché invece dovrebbe essere utilità di tutti e prima di tutto della Regione del Veneto quella di costruire un sistema dell'istruzione e del lavoro che trova negli enti locali dei punti di riferimento e degli attori con cui condividere le politiche. Ma alla fine, care colleghe e cari colleghi, dovreste chiedervi veramente come mai in questa regione, malgrado questo sia previsto dall'articolo 10 della legge 3 del 2009, cioè dalla legge che dovrebbe organizzare le politiche per il lavoro di questa regione, dall'articolo 10 è prevista che la Giunta elabori il piano strategico triennale per il lavoro e l'istruzione e dal 2009, cioè da quando governate voi, questo piano non è mai stato fatto. Per forza non vi serve il parere del comitato. State parlando di un piano, di un atto di programmazione strategica fondamentale che la Giunta si permette di non fare. Allora io mi chiedo dov'è il Consiglio regionale? Dove sono i consiglieri regionali di maggioranza che di fronte ad un inadempimento così grave che riguarda un tema così cruciale come il lavoro e la scuola se ne fregano? Se ne fregano. Vi va bene che sia la Giunta con altri atti a decidere, a programmare. E lo dico alla vicepresidente De Berti perché è la più alta in grado tra quelli seduti nei banchi della Giunta. La competenza della programmazione sul piano istituzionale non compete alla Giunta, che è un organo esecutivo, dovrebbe competere a questo Consiglio regionale. Allora io mi chiedo se la grande regione del Veneto è efficiente, a voi sembra normale che malgrado ci sia una legge che dal 2009 vi obbliga a fare un piano triennale su questioni così cruciali, voi potete serenamente non farle. Nessuno qua dentro alza la mano per dire sarebbe mio ruolo organizzare, programmare, pianificare l'attività regionale in ambito generale sui temi del lavoro e dell'istruzione. Nessuno di voi ha interesse a farlo? E sapete perché accade questa cosa? Sapete perché, malgrado ci sia una legge che obbligherebbe a programmare in questa maniera, c'è una giunta che si può permettere di non farlo? Annuncio peraltro che presenterò un ordine del giorno in cui chiederò alla giunta di adempiere a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 3 del 2009. Lo si può fare in questa regione perché quegli uffici lì, quelli che si occupano di lavoro e di istruzione, da 25 anni sono chiusi a chiave. Sono chiusi a chiave, gestiti dalla stessa persona che ovviamente, non avendo il rischio che qualcuno dentro quei cassetti va a vedere, ha fatto esattamente quello che ha voluto in ambito di politiche del lavoro e in ambito di politiche dell'istruzione e vi è sempre andata bene così.
Per questo c'è un problema che riguarda la durata dei mandati. Non è avercela contro Zaia o contro De Luca. C'è il problema che quando uno sta per 20 anni, 15 anni dentro una stanza e sa che nessuno andrà a sbirciare dentro quei cassetti, si può permettere di fare quello che vuole, soprattutto se ha un consiglio regionale che è il primo a non pretendere di aprire quei cassetti. E allora cosa si chiede? Di togliere un parere su un documento che non esiste. Perché dal 2009, malgrado una legge vi obblighi a farlo, voi non l'avete fatto. Ma allora toglieteli tutti i pareri, che ve frega a voi. Non è il Consiglio regionale che determina sulla base delle modalità con cui governa questa maggioranza. È un assessore che governa un sistema enorme di finanziamenti. Stiamo parlando, lo dico ai colleghi che sembrano distratti, che soltanto per quanto riguarda il mondo del lavoro e della formazione sono un paio di miliardi della programmazione europea. E a voi va bene che anziché discutere in questo Consiglio regionale l'atto triennale di programmazione ci sia l'assessore di riferimento che per 20 anni ha fatto esattamente quello che ha voluto. Addirittura la legge 3 del 2009, che è la legge che dovrebbe organizzare le politiche regionali sul lavoro e sull'istruzione, dice che le funzioni della regione, articolo 2, devono essere determinate sulla base di quel programma triennale, che non esiste. Quindi altro che adeguamento, altro che correzione di un refuso. Qua c'è lo scardinamento surrettizio dei principali elementi di democrazia e di controllo a cui voi tacete, rispetto ai quali voi tacete, vi va bene così. Seconda questione. A me va benissimo, Presidente Scatto, il passaggio dalla pianificazione annuale a triennale. Sono convinta che una progettazione che possa avere un respiro un po' più ampio possa consentire anche una programmazione migliore dei lavori. Ma c'è un problema. La programmazione annuale era determinata con delle caratteristiche molto ridotte perché era appunto una programmazione di breve periodo. Se io propongo il passaggio dall'annuale alla triennale, ma mi porrò il problema di chiedere che dentro quella programmazione ci sia qualche elemento in più rispetto a quelli semplici. C'è l'assessore Caner. Nel turismo cosa facciamo? La programmazione triennale, perché ci serve un minimo di respiro, e dentro quella programmazione ci sono dei criteri che devono essere seguiti e determinati, e poi quella annuale che viene in commissione la valutiamo, che deve essere applicativa di quella triennale. Invece voi cambiate radicalmente l'impianto, passiamo da annuale a triennale e vi va bene sostituire solo la parolina, da annuale triennale. Nessuno si pone il problema di cosa debba esserci scritto dentro la nuova programmazione triennale. Terzo tema. Guardi, relatrice Scatto, prima degli emendamenti soppressivi proposti dalla Giunta ci sono quelli proposti dai consiglieri di opposizione che hanno chiesto la cancellazione e la soppressione di questi articoli fin dal primo giorno in commissione, ma siccome nessuno ci ascolta, anzi siccome vi infastidite quando vi facciamo perdere tempo in sesta commissione, vero Presidente, a discutere, alla fine ci dovete anche rifilare l'umiliazione di arrivare in aula a discutere di articoli che poi pensate di poter cancellare. Ma allora andiamo a vedere qual è la proposta con cui siete entrati in commissione rispetto alla quale avete sostenuto la discussione in due commissioni di due sedute di sesta commissione e poi anche in una seduta di prima commissione. E non va bene arrivare qua con i soppressivi come se niente fosse, perché io le risposte alle domande che ho posto le pretendo lo stesso. E anche qua, a proposito di relazione, col cavolo che è un recepimento della normativa nazionale. Voi avete tentato di infilare nell'ordinamentale una scelta politica gravissima, fatto salva oggi di nascondere la mano. Prima avete lanciato il sasso. Quando vi siete resi conto che era insostenibile, adesso nascondete la mano e presentate gli articoli soppressivi.
al netto che è un tema cruciale, quello dell'articolo 6 e 7, cioè quello di delegare al privato accreditato la profilazione delle persone che cercano lavoro, al di là che è un tema delicato e non sarebbe da ordinamentale, sarebbe da un progetto di legge, se davvero avete il coraggio di affrontare i temi e non provate a nasconderli surrettiziamente negli ordinamentali. Ora, la norma nazionale definisce la facoltà, non l'obbligo, la facoltà delle regioni di delegare alcuni servizi per il lavoro al privato accreditato. Ma apriremo una cavolo di discussione dentro questo Consiglio regionale nella quale ci chiediamo qual è il ruolo del pubblico e la funzione del pubblico nei servizi per l'impiego e quale può essere la funzione sussidiaria che fanno i centri per l'impiego accreditati. Oppure per voi è la stessa cosa? No, perché io non vi voglio più sentire una volta lamentarvi o parlare di occupazione, di servizi per l'impiego, di politiche attive per il lavoro, se non siete in grado di sostenere questo tipo di discussione, che dovrebbe competere al Consiglio regionale, non ad un articolo di giunta, dentro un ordinamentale scritto non si sa da chi, con l'assessore che oggi manco è presente, manco si degna di spiegarcelo in quest'Aula. Potrei parlare lungamente di come sta funzionando e se sta funzionando il nuovo impianto previsto che ha eliminato il reddito di cittadinanza e che ha istituito l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e per il lavoro. Quello che so per certo è che questi nuovi strumenti, in particolar modo il primo, si riferiscono a soggetti fragili, tant'è che l'assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà. Ma voi vi rendete conto di quanto è delicato per le persone il tema di individuare la profilazione di queste persone e poter immaginare gli strumenti per poter reinserire nella società questi soggetti poveri o a rischio di esclusione sociale? E voi davvero venite in quest'Aula pensando che questo lavoro delicato, che non a caso non è svolto dai centri per l'impiego, deve essere svolto per legge dai servizi sociali dei comuni, avete pensato di delegarlo al privato accreditato? Quindi io ovviamente ho proposto insieme ad altri colleghi degli articoli soppressivi come la Giunta per l'articolo 6 e 7, però guardate che il problema rimane ed è un problema generale, sia quello tecnico che voi ci vendete come un refuso, un adeguamento ordinamentale, un recepimento delle norme nazionali e non è così. Quindi c'è anche un problema di correttezza delle cose che si scrivono dentro le leggi e dentro le relazioni accompagnatorie, ma c'è anche un problema politico enorme, Ora, io sono contenta che la Giunta, seppur tardivamente e dopo le nostre reiterate richieste, abbia valutato di eliminare e spungere questi 2 articoli dal testo di legge. Ma mi rimangono 3 domande che vorrei farvi. 2. La prima, ma come vengono scritte le norme? Chi scrive i testi di legge che arrivano per conto della Giunta? Chi ha deciso che quei 2 articoli dovessero essere una proposta di legge da sottoporre al Consiglio regionale? E dico non solo sotto il profilo tecnico, perché come ho cercato brevemente di spiegare, non era un adeguamento e secondo me non era neanche possibile farlo nei termini in cui voi avete presentato il testo. Ma se dopo discussioni in commissione arrivate in aula con degli emendamenti soppressivi, ma ci sarà un assessore che mi spiega qual è stata la ragione per cui da A si è arrivati a B? Ci sarà un momento in cui c'è un confronto politico sul perché qualcuno l'ha messa e adesso qualcuno la toglie quella previsione? E la seconda questione, rispetto alla quale mi dispiace che non ci sia, ripeto, l'assessore in aula, io vorrei chiedervi che idea avete, che idea ha l'assessore della relazione del sistema di sussidiarietà tra il pubblico e il privato accreditato all'interno delle politiche per il lavoro. Perché se il modello che abbiamo in mente è quello della Lombardia o dell'Umbria, come citate in relazione, secondo me stiamo proprio sbagliando strada. Allora, sarà questa
anche questa occasione un'opportunità per confrontarci su cosa avete in mente, su cosa volete costruire, su quale sistema di sussidiarietà avete in mente tra il pubblico e il privato, almeno nelle politiche del lavoro, perché sulla sanità l'abbiamo già capito, purtroppo. Volete davvero ridurre anche un'eccellenza come il Veneto nell'ambito del lavoro, piegandola alle logiche del privato accreditato? Io credo sia grave, vado a concludere. Questa è una legge, ci sarebbero molte altre cose, che rispetto alle politiche del lavoro io credo che ponga molti più punti di domanda che punti di certezza, rispetto alle quali mi piacerebbe che l'Aula iniziasse un po' a discutere, oltre a dire sempre non fateci perdere tempo in Commissione. Grazie.